I benefici dell'olio d'oliva e i suoi molteplici utilizzi sono stati al centro di un incontro aperto al pubblico a cura della FIDAPA sezione di Nuoro, con la collaborazione dei docenti della Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari e della Coldiretti di Nuoro. Noi abbiamo creato questo convegno proprio per diffondere la cultura dell'olio, che è così importante per la nostra isola, perché è importante coinvolgere i nostri giovani e valorizzare le risorse che sono il nostro presente ma anche il nostro futuro. Noi vogliamo porre l'accento su questo prezioso elemento che fa da ponte tra la tradizione e l'innovazione. L'olio extravergine d'oliva, alimento principe della dieta mediterranea, sano e a chilometro zero, ma come si possono conciliare qualità, produttività e sostenibilità? Se noi consideriamo che l'olio, cioè la produzione, la filiera dell'olio produce circa 4 volte scarti, quantità di scarti rispetto alla quantità di olio, capiamo che c'è un problema di sostenibilità che può essere affrontato abbastanza facilmente. Abbiamo gli strumenti ormai, andando a sfruttare e a riutilizzare tutti quelli che sono gli scarti, dalle foglie ai semi ai noccioli e a tutto quello, alle acque di vegetazione, alle sanse. Quindi questa è la sfida per il futuro. Con questo tipo di scarti siamo riusciti ad esempio all'interno del Dipartimento anche a produrre ad esempio del pane, quindi dei prodotti da forno, a produrre dei grissini. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di arricchire il prodotto, ad esempio di polifenoli, di composti bioattivi che l'olio contiene ovviamente, che permettono di poter dare valore aggiunto anche al pane. Ma mi piace vedere l'olivicoltura e il ritorno alla campagna anche sotto un aspetto geologico, appunto, perché abbandonare la campagna significa renderla sempre più vulnerabile a quelli che sono i disastri ambientali, quindi gli incendi e i dissesti.